La Nuorese Juniores ha chiuso con l'ennesima vittoria la regular season del campionato di categoria. I verdiazzurri, allenati dal tecnico Gavino Sanna, hanno superato nell'ultimo turno giocato sabato sul campo della Solitudine il Sant'Upredu con un netto 4-0. Quella ottenuta nel derby, cui si riferiscono le immagini, per la Nuorese è stata la 16ª vittoria su 18 gare disputate. Un rollino di marcia di tutto rispetto che ha visto i verdiazzurri mancare la vittoria solo in 2 occasioni, contro il Bono, contro cui è arrivata l'unica sconfitta della stagione, e contro il Budoni. Con i galluresi è arrivato un pareggio esterno. La gara contro il Sant'Upredu ha seguito il solito coppione visto quest'anno con i verdiazzurri che hanno mostrato una superiorità tecnica e tattica che li ha portati a chiudere la gara con 4 gol di scarto. Per i verdiazzurri sono andati a segno Riccardo Sanna, Simone Selloni, Antonio Pinna e Alessandro Ganga. Tante le occasioni mancate che avrebbero potuto rendere il punteggio più rotondo. Questo nonostante la buona prova del Sant'Upredu che ha fatto quello che ha potuto contro una squadra nettamente più forte sotto il profilo tecnico. Domani la Nuorese Juniores sarà impegnata sul campo del Selargius per la gara di ritorno delle semifinali regionali. All'andata la sfida era finita col punteggio di 1-1. Archiviata la gara stracittadina, i verdiazzurri hanno già la mente rivolta alla gara decisiva della stagione, la sfida del ritorno contro il Selargius, valida per la semifinale regionale del campionato di categoria. La gara di andata, giocata mercoledì scorso sul campo di Città Giardino, terminò col punteggio di 1-1, firmato per la Nuorese da Simone Selloni sul rigore. Il gol dei Selargini invece arrivò in zona Cesarini grazie a Cardia, bomber della prima squadra. Un pareggio beffa per i giovani verdiazzurri che avrebbero sicuramente meritato una vittoria con più di un gol di scarto. Domani è in programma la sfida del ritorno sul campo del Selargius. Il tecnico e il suo staff hanno lavorato intensamente nelle ultime ore per far trovare la squadra pronta alla partita che può valere la finale. I verdiazzurri supereranno il turno se vinceranno o se pareggeranno segnando 2 o più gol. Il Selargius è una bella squadra, ma la Nuorese, se giocherà come sa, potrà conquistare l'ambita finale. Un risultato che i verdiazzurri meriterebbero per quanto fatto vedere sinora in campionato.